3 anni dopo, Jason al mandà Menelao, fradi di quel Simon che lo vinse avuto in diment a portare i bezzi al re e a consegnare un memorial su questioni importanti. Ma che si presentò dinanzi al re, lo legge col tratto di una persona in nevore in alto e si caparà l'incariche di primpredi schiavalchiando l'uffiarte di Jason, di 300 talenti da rint. Vudis letteris di accompagnamento al re, al tornare da Ur, presentansi senza pel di decenze per un pumpredi, ma dome con l'arroganza di un tiran accompagnato di crudeltà di une bestie salvadie. E così Jason, che aveva tradito suo fradi, al fo tradito anche lui di un altri, e al scugni scampade tiare de Amanitide. Menelao al chiappà il podè, ma non si scompone più per i bes che aveva impromettuto al re, sebben che aveva squeduto Sostrato, comandante Acropoli, che di fatto aveva lui l'incarico di squedere gli stassis, perché a fuori inclamato du chiudoi dal re. Menelao alla sa provvisori tentariche di primpredi sofradi Lisimac, Sostrato alla Socratete, comandante dei Cipriots. Lis robis aerin così, quando succede che la inditarse di malo, si rivoltarin perché erin stadis dadis in regal ad Antiochide, concubine dal re. Il re al partì di Buride per sistemare la questione e all'assassi culluctinent Andronic, un dei suoi granchi. Allora Menelao, pensando di essere intivata al momento giusto, a strafuì dal tempio un po' di robe d'aur e regalà a Andronic, altre in vende a tir e tessitats con finanza. Ma Onie, dopo di essi si sicurà dal fatto e di essi lata parassi un lu che non si poteva entrare a Dafne, dogne di Antiochie, lo rimproverà. Allora Menelao, clamato in bande Andronic, lo intisiava Foronie, che la di Onie è arrivata a veculinghian la sua confidenza, e della giestra con tanti giuramenti lo convince. Sebben che aveva chiamò qualche scrupolo, salta fuori da lui che si era platato e lo copà subito, senza ombre di riguardo per giustizie. Perché sfat, non domi giudeos, ma anche tanti altri popoli, a restare indisdegnati e avviliti per un uomo di che sorte che non mertava copato. Quando il re al tornare da Ur dei Lux de Cilicie, i giudeos de città si presentarono di lui insieme con i grecs che come loro non potevano imparare che Onie al fo stato copato senza un parcè. Antioch, avvilita al curplu i font e chiappato da displasè, alvaì la savietà e la grande prudenza dal muart. Poi, disdegnata all'ultim fin, gli va immediato la purpura Andronic e sbregai i vestiti, lo strissinà perdute la città fin tramai al Luc la calveve fatto il suo sacrilegio quintri di Onie e lì al fase sparì che il sassin. Così il Signor i tornà al chiastì che se mertave. Intanto in città erano stati sfatti su nevore di robari sacrilegis da par di Lisimac, in traine con Menelao. La voce si largò anche fur e il popolo si rivoltò a quintri di Lisimac quando un grun di robe e ieri già state strafuide. La inte ieri su state e chiamate di rabbie. Allora Lisimac, armato un 3.000 oms, attaccava violenze di ogni genere sotto il comando di un certo Auran, già indenant cuiains e non mancul con la iniquità. Ma che gli altri, appena che se ne accorgerin che Lisimac stava attaccando, acchiappare in su c'è pieris, c'è bonis manei, c'è grampadis di pulvin e si buttare in quintri di chei che erin con Lisimac. Così han ferire in tank, altri s'ancoparin, altri si chiamò gli obleari in ducchia scampà e a fare in fur anche che la razza acrilic d'ogni de chiamare dal tesaur. Per queste questioni si immaneà un processo quintri di Menelao. Arrivati il re a Tir, 3 oms mandati dal consiglio dei anzians a difendere il loro buon diritto quintri di lui. Menelao, viodinsi abbandonato, imprometté a Tolomeo, figlio di Dorimene, une biele pizzate di bes perché il tirasse il re de so bande. Tolomeo all'invida il resto di un puarti, fasin fente di la chiappà une bocchiate di aia e fasé cambiare idee. E così il re al mandà liber di ogni accusa Menelao, lui che gli era stata la colpa di tutto.
Invece a condannamo ars che i bias, che se anche avessi avuto fevelat denan dei citis, iuvaressi molas tanche innocenz. Sì che dunque, senza spietare un momento, acchiappari une condanne ingiuste che i avevi infevelat per difendi la città, il popolo e i fornimenti sacrai. La stessa indi tir, disdegnate per mal che gli era stato fatto, a provvedere in senza columie a ciò che coventava per loro sepolture. Invece Menelao, in grazie degolate dai Graichi, Aristotele tassò in cariche, diventando sempre più triste e sempre più traditore de so int.